fare le sentenze sono sempre quelli, a dar le penitenze i soliti cartelli, sono sempre quelli soliti monelli. Di scommesse. Amici sportivi, buon pomeriggio, eccoci qua con la 407esima puntata di Calcio Parlando e soprattutto un campionato prossimo a cominciare, il campionato 2014-2015 dopo 3 mesi e mezzo, perché ci eravamo lasciati lo scorso 18 maggio con una Juventus campione d'Italia per la terza volta consecutiva, bianconeri che come sappiamo sono orfani di Antonio Conte, almeno per quanto riguarda la panchina, sono affidati a Massimiliano Allegri, nuovo tecnico. Sabato apriranno proprio loro il campionato andando a far visita al Chievo, ore 18, quindi con l'inizio della nuova stagione, quella del nostro campionato. Ricordiamo che però quanto a impegni ufficiali si è già giocato qualcosa in Coppa Italia, ci sarà la possibilità di conoscere, c'è stata la possibilità di conoscere già la griglia per il quarto turno, si giocherà a dicembre, quindi andiamo già poi avanti, ma alcune squadre di Serie A sono scese in campo, ad esempio la Lazio, che peraltro ha battuto con un tennistico 7-0 il Bassano. Non solo, andremo a vedere anche qui cosa è successo nello scorso weekend. E poi domani sera il Napoli, che è atteso da questo crocevia importantissimo, soprattutto missione vittoria in quel di Bilbao contro l'Atletico. Giocherà in Spagna, la squadra di Benitez, reduce dall'1-1 nel match di andata al San Paolo, dovrà vincere oppure pareggiare segnando almeno 2 gol, quindi subito in salita la strada per una formazione italiana chiamata ad un grande appuntamento europeo, quello della Champions League. Parliamo del turno preliminare, mentre Roma e Juventus sono già qualificate alla fase a gironi, mentre il Torino dovrà a sua volta cercare una vittoria, e qui parliamo di successo obbligato per la formazione granata di Giampiero Ventura, che gioca il turno preliminare ma in Europa League contro lo Spalato, formazione croata 0-0 all'andata, quindi non basterebbe neanche un pareggio per la squadra piemontese. L'Inter in campo anch'essa giovedì sera in casa, però contro lo Stjarnan invece parte da 3-0 a favore, quello dell'andata in Islanda, quindi è una formalità per la squadra di Walter Mazzarri prossima all'accesso alla fase gironi appunto dell'Europa League. Sorteggio venerdì, quindi qualcosa anche in termini europei per le nostre squadre, ovviamente occhi puntati, come ribadiamo, domani sera su un Napoli chiamato a vincere in Spagna contro l'Atletico Bilbao. Partirà poi anche la Serie B, nonostante tutto il marasma che sta cadenzando i giorni pre-campionato. Dovrebbe cominciare, comunque c'è stata da più parti una rassicurazione venerdì sera con l'anticipo Perugia-Bologna, quindi poi sabato il resto del turno, e soprattutto con questa X sul nome della 22esima squadra, perché si tornerà a 22, ma ancora bisogna attendere l'esito del ripescaggio. Soprattutto ci sono molte squadre in ballo per ottenere questo ultimo posto, per riempire questa ultima casella del campionato di Serie B. Intanto ricordiamo che potete interagire con noi tramite telefono 0266203529 per le chiamate in diretta, il numero degli SMS invece 346 6427 756. Non ci siamo dimenticati di un calciomercato che naturalmente va a infarcire queste ore pre-campionato. Milan che vuole riempire il buco lasciato da Mario Balotelli, Super Mario ceduto al Liverpool già la settimana scorsa, si è consumata tra l'altro molto velocemente anche come tempi, o almeno quello che possiamo dire è emerso in superficie nella trattativa. Questo
trasferimento di Mario Balotelli al Liverpool. Balotelli torna in Inghilterra dopo aver giocato nel Manchester City di Roberto Mancini e ha ammesso, tra l'altro le sue prime parole da giocatore dei Reds, che tornare in Italia è stato un errore. 1 anno e mezzo per lui nel Milan, dopo che aveva già giocato nell'Inter, era cresciuto peraltro nel settore giovanile, quindi non c'è più Balotelli in nastri di partenza del nostro campionato. Avremo naturalmente modo di parlarne, il tutto dopo aver visto anche cosa dicono le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola quest'oggi. Naturalmente c'è spazio molto per il calciomercato, per quello che possono essere le ultime ufficialità. Si chiude lunedì prossimo, quindi dopo la prima giornata di campionato. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport. Falcao Torres, sprint per 475 gol, quindi parliamo di 2 giocatori che ancora non sono del nostro campionato, potrebbero diventarlo. Juve e Milan infatti sono all'assalto finale. Poi ancora con quello che riguarda il calciomercato, no di Berlusconi a Samuele Eto'o, anche qui un retroscena. Galliani punta forte sul Nigno, altrimenti piano B con Biabiani del Parma. Poi il voltafaccia, come abbiamo detto, il ballo schiaffo, tornare in Italia è stato un errore. Poi Mondo, Real, Fischi e Cristiano Ronaldo, Simeone stangato, Prandelli beffato, perché il Galatasaray ha perso la Supercoppa di Turchia contro il Fenerbahce ai calci di rigore. Il personaggio poi Piniglia racconta in quei tatuaggi tutta la mia storia. Poi ancora Dio Martini, il CT d'oro del ciclismo. Poi frasi razziste, torniamo sul calcio, la procura archivia il caso Tarecchio, ora che farà l'UEFA, ci si chiede. E poi ancora nell'organigramma della nazionale, questa è una novità importante, Conte tentato da Di Natale, intanto poi O'Reilly team manager, ed è una notizia già ufficializzata. Poi Marchisio, la Juve vincerà anche senza le urla di Antonio Conte. Andiamo con il Corriere dello Sport. Manolas è fatta, il greco è della Roma, accontentato Garcia, il difensore subito a Trigoria. Benatia al Bayern Monaco, 26 milioni, altro no del Lilla per Basa, e c'è anche la pista Balanta. In taglio alto il Napoli bussa all'Inter, Champions, e poi Guarin. De Laurentiis aspetta il verdetto della sfida di Bilbao per l'assalto. Mercato dunque -6, poi Nazionale entra, O'Reilly entra nello staff, Marchisio Juve top con Allegri, Gioia Giuseppe Rossi non dovrà operarsi, poi Milan scintille Barbara Galliani, tensione nel club rossonero, sotto accusa le lodi a Balotelli. Sul sito Berlusconi sceglie la linea low cost, Torres o Borini, quindi questi gli altri 2 nomi. Simeone stangato, 8 turni di squalifica, shock nella Lega, e Mario vede il tracollo contro il City. La sua nuova squadra, il Liverpool, ha perso contro il Manchester City 3-1, parato doppietta di Jovetic, ex giocatore della Fiorentina. Addio Martini, re dei CT e ultimo eroe della BC, aveva 93 anni, vinse 6 mondiali. Chiudiamo con Tutto Sport. Allegri gioca da Champions, Marchisio Eurospot per la Juve. Siamo come l'Atletico Madrid, ora abbiamo più fantasia. I bianconeri si raffreddano per Podolski, ma cercano sempre un attaccante in prestito. Chicharito, Hernandez e Shaqiri le altre ipotesi, però occhio alla soluzione Coman. Poi in taglio alto Cerci in Premier, si dice col punto esclamativo, spunta il Southampton, ma la pista Arsenal è caldissima. E poi ancora Cairo fa fuori il Milan, con anche qualche frase ironica su Galliani. Poi ancora tutto mercato, Guarin e Insigne, la strana idea di Inter e Napoli. Chievo, Botta, ecco Bamba invece per il Palermo. Poi ancora si parla di Cagliari, Giulini, Cagliari contro Inter, devi regalarmi 6 punti. Svolta Oriali, il nuovo team manager della nazionale. Il ciclismo piange Martini, invece grande saggio, e CT vincente. Questa è la panoramica sui
quotidiani sportivi di quest'oggi, martedì 26 agosto. Intanto andiamo a salutare il collegato con noi Giulio Peroni di Avvenire. Ciao Giulio, buon pomeriggio. Ciao Adriano, buon pomeriggio a tutti. Allora, io partirei da quello che è naturalmente la novità di questi ultimi giorni, Mario Balotelli, che non è più nel nostro campionato. Balotelli è tornato in Inghilterra, a suo dire la scelta sbagliata, quella di aver voluto riprovarci con l'Italia, con il nostro campionato, con l'altra metà di Milano, poi nello specifico. Intanto però il pensiero è questo: con Mario Balotelli se ne va una certa parte gossipara, no, del nostro calcio, perché poi alla fine il risvolto spesso e volentieri è stato questo, cioè molto gossip attorno al Mario Balotelli calciatore, di conseguenza anche al modo, no, di commentare poi le faccende del nostro campionato. Sì, infatti, più che aver sbagliato lui a tornare in Italia, hanno sbagliato coloro i quali hanno deciso di scommettere, anzi di riscommettere su un giocatore che c'è un punto di domanda colossale e lo rimarrà per sempre. Hai detto bene, è un giocatore figlio di questi tempi, nel senso che sa parlare di sé per suo look, per questo brand che ha costruito con il proprio manager, spero anche non con la propria famiglia, ma è un giocatore che, voglio dire, è un non giocatore, è figlio di questi tempi, cioè lui sviluppa un calcio funzionale a se stesso, cioè il calcio dovrebbe essere uno sport collettivo, grazie a Mario Balotelli è diventato uno sport individuale, individualista, per cui tutto ruota attorno a Mario Balotelli. Questo era tifoso del Milan appena dato al Milan, era affezionato all'Inter quando è cresciuto nell'Inter e ora si scopre amante dei Beatles, molto più dei Rolling Stone. Direi veramente di stendere un velo, non dico pietoso, ma insomma un po' misericordioso verso questo ragazzo che ha perso l'occasione, quella di crescere come uomo. Sì, la Premier League, che però è stato e magari può essere per lui un esame severo, insomma, poi in certi casi si perdona poco oltre manica rispetto a quello che magari un Balotelli può concedersi. Avrà imparato qualcosa Balotelli dopo l'ennesimo cambio di maglia, lui che ha, ricordiamo, 24 anni appena compiuti. Diceva Totò, chi nasce tondo non può morire quadrato. Purtroppo la massima vale per Balotelli, cioè quando tu giochi a certi livelli devi avere una crescita, seppur minima a livello caratteriale. Questo vale per tutti i ragazzi. Cioè, Pantarei, tutto scorre, dovresti diventare qualcosa in più. Invece sei rimasto ancora lì a giochicchiare. No, la Champions, lui ne ha vinta una con l'Inter, Adriano, anche se non da protagonista. Ha vinto uno scudetto nel Manchester. Quindi lui, come dire, il suo score, il suo blasone ce l'ha alle spalle, non per meriti suoi, naturalmente. Il fatto è che questo ragazzo è un non calciatore che si è trovato nel momento giusto al posto giusto. Ma ripeto, alzi la mano uno dei suoi tecnici che mi dica che questo giocatore è servito alla causa. Lui è estemporaneo, ha dei colpi da fuori classe, ma è un giocatore fine a se stesso. Sì, poi tra l'altro anche la particolarità di Balotelli, si è sempre parlato fin da quando giocava addirittura nella primavera dell'Inter, prossimo alla promozione in prima squadra. Parliamo dell'inizio del 2007, però da quello che sembra o è sembrato il voler essere il giocatore predestinato, ci possiamo rifare ad altri due nomi che peraltro sono accomunati, o erano in questo caso accomunati dalla stessa maglia, cioè quella del Milan, quello di Pato e l'altro nome di El Shaarawy, cioè talenti precoci su cui poi i riflettori spesso e volentieri vanno. Chiaro che poi Pato adesso ha lasciato il nostro campionato e se ne parla meno, per dire, no? Guarda, la lista è lunghissima e veramente è lunga come la muraglia cinese di questa tipologia di giocatore che esplode e poi implode con la stessa velocità. La verità è che la Germania, campione del mondo, ci insegna soprattutto una cosa, che nel calcio, nello sport, in tutti gli sport come nella vita, prima devi essere uomo per vincere.
La Germania, io non ricordo un calciatore, voglio dire, la Germania aveva 11 giocatori ottimi, ma nessuno, come dire, poetico, non aveva l'uomo di punta, la punta di diamante, però tutti grandi giocatori, tutti che pensavano a un fine comune, nessuno ha tentato per lui. Io non ricordo grandi creste, tatuaggi, ora non è che tutti quelli che hanno tatuaggi siano negativi, per carità, però ho visto un gruppo di uomini applicati al calcio e questo fa la differenza. Ecco perché questi investimenti di questi giocatori, tipo Osvaldo, Balotelli chiaramente la punta, come dire, estrema, sono giocatori ad alto rischio, perché sono giocatori che hanno un costo troppo elevato per quello che rendono sul campo. In compenso però stanno sempre, l'hai detto tu all'inizio, sulla zona destra dei siti internet perché fanno parlare i gossip. Certo, un altro aspetto che con i nomi che abbiamo citato va sempre ad essere così di pari passo. Adesso per l'eredità di Balotelli è venuta via la candidatura di Cerci, ma con la stretta finale abbiamo i nomi di Lino Torres che in pratica da una decina di anni viene avvicinato al Milan, adesso ne ha 30 peraltro, e poi Borini che nel nostro campionato ha fatto piuttosto bene prima di andare anche lui in Inghilterra. Allora è chiaro che il nome di Torres è un nome suggestivo, è un calciatore tecnicamente di un certo livello, però allora due aspetti: il primo, lui guadagna 8 milioni netti all'anno e mi sembra che qui già mettiamo una croce sopra su ogni discorso, a meno che il ragazzo non decida di decurtarsi di parecchio lo stipendio. Il secondo aspetto è che lui nei 4 anni al Chelsea ha fatto 46 gol in 172 presenze, però l'ultima 11 gol su 41, cioè lui ha avuto un trend decisamente negativo negli ultimi anni e questo è un altro aspetto da valutare, perché ci sono giocatori attaccanti, evidentemente Battistuta, che sulla trentina poi sono crollati. È chiaro, mi sembra più un nome che un calciatore al momento. Sì, un Torres che chiaro è un'incognita, questo senz'altro. Poi con Balotelli che è finito al Liverpool, ricordiamo anche un Mourinho che adesso è tornato al Chelsea, per cui anche magari qualche sfida a livello dialettico potremmo attendercela in questo senso. A proposito di questo, andiamo sul Inter che peraltro giovedì gioca questo return match di Europa League contro lo Stjarnan, 3-0 all'andata, dovrebbe metterla al riparo da brutte sorprese, e poi domenica sera l'esordio campionato a Torino contro l'altra squadra che sarà impegnata peraltro in Europa, la formazione di Giampiero Ventura. È un Inter sempre in costruzione, un Inter che ha presentato Medel e che adesso ha ceduto anche Botta e Schelotto al Chievo, due cessioni, soprattutto quella del giocatore, del centrocampista, che erano nell'area. Ecco, sulla marcia di avvicinamento dell'Inter alla nuova stagione, Giulio? Io qui ho sentito dei violini svolazzare, secondo me un po' troppo così, con troppa velocità. Allora, l'Inter è una squadra che si è razionalizzata sotto molti aspetti, almeno parliamo a livello di club, cioè è una società che ha smaltito gli eccessi magari delle figure che erano in società magari valide ma che non rappresentavano discorsi futuribili. È una società che ha messo i conti a posto tramite questi famosi fondi, però diciamo così che a livello di puro marketing, di slancio, di entusiasmo, io mi aspettavo qualcosa di più da Tuir, anche perché lì nel calcio, tu sai meglio di me, vive di emozioni, vive di gente che corre a farsi l'abbonamento per il campione comprato magari anche all'ultimo giorno. L'Inter ha dato via tutti, diciamo, il residuo del triplete, ha purtroppo razionalmente fatto bene, però è ricorsa un po' come il Milan a tutta una serie di giocatori che sono da valutare. Allora, l'unico acquisto in cash è Medel, 8 milioni, 7 più 1 mi sembra, se nell'arco di 4 anni l'Inter raggiunge la zona Champions. Per il resto sono dei prestiti
con diritto di riscatto, e parlo di Invila e Osvaldo. Allora l'Inter io credo che non abbia avuto una miglioria tecnica da dire l'Inter è da primi tre. E questo perché comunque anche la logica mi dice che per esempio la mediana ha i due giocatori più tecnici che però non tornano, non fanno interdizione, e sto parlando di Hernanes e di Kovacic, ottimi ma non difendono. In compenso a questi due nuovi mediani, Medel e Invila, che sono, Medel soprattutto, bravi da un punto di vista della rottura del gioco avversario, ma non attaccano. Nel calcio vincente moderno il centrocampista deve saper svolgere entrambe le mansioni. Ecco perché siamo punto a capo, l'Inter rischia di rimanere una squadra interessante ma un cantiere. Per cui io, il stesso discorso per Dodò, Adriano. Dodò è un giocatore molto veloce, un giocatore che crossa benissimo come pochi in Italia, ma qual è l'anomalia di Dodò? Che se lo tiene in difesa, come è successo con la Roma, da lì passano anche i tir, voglio dire, cioè è un giocatore che è a metà, cioè l'Inter è piena di giocatori che fanno 30 ma non fanno 31, senza contare di Osvaldo, ma sì è meglio che non tocchiamo l'argomento, sennò qualche tifoso interista poi potrebbe... Certo. Un Inter, proprio a proposito dell'attacco, che adesso sta cercando di chiudere un po' il cerchio, peraltro è andato via Botta, che quantomeno faceva numero là davanti. Chiaro che è poco realistico pensare a un Lavezzi, anche perché bisognerebbe trovare le risorse. Anche qui chiamiamo in causa il capitolo cessioni con Guarin e Alvarez, soprattutto il giocatore colombiano con il quale si può ricavare qualcosa dalla sua cessione, e poi l'alternativa, chiaro che rimane quella Biabiani, per cui tra l'altro si sta inserendo anche il Milan, che a gennaio era stato peraltro vicinissimo a prenderlo. Allora lì Guarin, allora si sapeva che nel rinnovargli il contratto era una mossa poi per poterlo vendere cash, ma lì c'è stata una mossa inspiegabile di dare un aumento al giocatore, via via salire fino a 2,8, e noi sappiamo che l'ingaggio è ciò che spaventa poi le squadre che vanno a comprare i cartini di questo giocatore. Io credo che Guarin valga meno della metà dell'importo che lui del suo compenso annuale. L'Inter, tu dici Lavezzi non è attendibile, ma però è anche plausibile che l'Inter vada ad acquistare un quarto attaccante, perché oggi, a tutt'oggi, si trova a dover competere in campionato e in Europa League con 3 attaccanti, di cui il più affidabile non sta benissimo ed è Palacio. Gli altri 2 sono Osvaldo e Icardi, siamo sempre lì, il discorso di Balotelli, sono giocatori da gestire prima ancora come uomini, per cui urge un quarto attaccante assolutamente affidabile, un giocatore sano, un giocatore forte. Allora Lavezzi, Adriano, prende 5 milioni di euro netti, è chiaro che è una gran cifra, ma se io l'accosto ai 2 milioni netti di Osvaldo, che da 2 anni è un fardello, che il Southampton non sa più come cederlo, sono strapentiti di averlo comprato, capisci che valgono, cioè come dire, più, passami il termine, più opinabili i 2 milioni a Osvaldo che non ha marcato dei 5 di Lavezzi, senza contare che Lavezzi ha fatto 23 gol, 90 presenze in Francia. Certo, un altro che sicuramente va tenuto sotto osservazione, lo dicevamo. Parlavamo invece prima di questo nuovo organigramma della nazionale italiana, che di riflesso poi chiama in causa anche l'Inter, perché il nome su cui si è spesa l'ultima ufficialità è quello di Lele Oriali, quindi di fatto Oriali si rimette in gioco dopo che Giulio l'Inter lo aveva lasciato immediatamente dopo il triplete del 2010. Uno degli errori, si è detto da più parti, nel ricomporre poi tutti i pezzi anche del dopo Mourinho di fatto. Uno degli errori è certo che col senno di poi, quando le cose vanno male, uno cerca sempre, è chiaro che viene automatico dire era meglio chi c'era prima. Allora Oriali è andato via per sembrerebbe per una pressione fatta da qualche dirigente presso i Moratti, insomma c'era incompatibilità con qualche collega.
sono contento per lui, è sicuramente un uomo squadra, è un uomo che preferisce i fatti alle parole, è un ex grandissimo calciatore, è uno degli eroi dell'82. È chiaro, è una responsabilità grossa, io gli auguro tutto il bene, è un dirigente navigato, ecco, questo va detto. Poi nazionale non è come un club, i discorsi cambiano totalmente, i parametri sono diversi, le dinamiche pure. E vediamo, è una scelta curiosa quella di Conte, ma credo che Conte avrà tanti difetti, però un pregio ce l'ha, è quello di sapere ciò che vuole. Certo. Intanto vediamo cosa può dire la prossima, che è anche la prima giornata di campionato, Giulio, perché le grandi giocano in trasferta, parliamo di una Juventus a Verona contro il Chievo, il Napoli che gioca a Marassi contro il Genoa, la stessa Inter sul campo di Torino. Chi gioca in casa lo fa in due partite delicate, cioè Milan-Lazio e Roma-Fiorentina, quindi una prima giornata piuttosto interessante sotto questo aspetto, tra sabato e domenica. Ma sì, le partite sono molto interessanti sin da subito, c'è un Roma-Fiorentina estremamente scottante. Personalmente penso che siano due squadre, entrambe che possono ambire ai primi 4 posti, quindi è già uno scontro al vertice. Milan e Inter, vediamo, perché le partenze sono molto molto importanti, non per i punti quanto sul piano psicologico. Una partenza ti dà fiducia, una partenza falsa ti dà già quell'idea del recupero, ti fa sentire inopportuno. Ora, parlavamo del mercato dell'Inter che dovrà prendere un attaccante, io credo che soprattutto quello del Milan non sia chiuso. Permetti di dirmi che secondo me al Milan potrebbero arrivare altri 2 se non 3 giocatori, sicuramente 2 attaccanti. Per quanto riguarda le altre partite, tornando sul tema, anche la Juve, ma direi che non ci sono partite facili per le big, nel senso che il campionato italiano, tranne qualche squadra diciamo un pochino materasso, però soprattutto all'inizio queste squadre hanno uno stato di forma, quelle diciamo più piccole, superiori alle big, per cui c'è da stare attenti, giocheranno l'anima, non hanno nulla da perdere. Tosto il calendario del Milan all'inizio perché giocherà in casa con la Lazio, poi va a Parma e poi ci sarà Milan-Juventus, quindi sicuramente da tenere un inizio da massima allerta. Per l'Inter invece al di là di questo inizio a Torino poi ci sarà il Sassuolo in casa, Palermo che è una neopromossa, ci sarà Inter-Atalanta, ci sarà Inter-Cagliari, quindi diciamo le prime 5 partite se non soft quantomeno, in cui bisogna fare punti e bisogna mettere via e fare legna, come si dice in questi casi. Il primo blocco potrebbe essere favorevole alla squadra di Mazzarri, vedremo naturalmente. Intanto Giulio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e alla prossima a questo punto. Grazie a voi, un saluto a tutti. E dunque un ringraziamento a Giulio Peroni, collega di Avvenire. Andiamo con la chiamata di un ascoltatore. Allora, buon pomeriggio, con chi parliamo? Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io sono Emanuele della provincia di Varese, sono un tifoso del Toro, no? Niente, volevo mettere in evidenza, visto che sono andato a Gasparato a vedere i preliminari, solo di giovedì, tutto quanto, l'acquisto di Quagliarella. Non vedo un buon acquisto fatto dal Toro, perché poi è osannato dai tifosi, dalla tifoseria del Toro per i suoi precedenti. Non lo vedo bene, volevo sapere, chiedere a voi cosa ne pensate e poi se, essendo anche di Varese, conoscendo la storia, la vicissitudine di Pavoletti che non lo vuole nessuno e che a Varese ha fatto benissimo ed era in procinto di andare al Toro, secondo me si poteva puntare come alternativa in questo senso. Cosa ne pensate? Buongiorno. Certo, grazie Emanuele di Varese. Sì, Quagliarella, nuovo rinforzo del Toro, insomma, Toro che doveva mettere mano al proprio attacco, doveva un po' cambiare perché poi l'Europa, che sia raggiunto o meno l'obiettivo dell'Europa League, della fase a gironi, in ogni caso doveva vedere un Toro meglio presentabile, ecco, soprattutto per quel che riguarda il proprio attacco. Certo, Favoletti poteva essere un nome spendibile, insomma i gol poi parlano per lui, quello che è stato in grado di fare prima nel Sassuolo, anche se era cadetteria, poi appunto l'anno scorso
come ci sottolineava anche l'ascoltatore in ungherese, che si è salvato proprio per il gol di Pavoletti. Altra chiamata in arrivo? No, non abbiamo l'ascoltatore. Invitiamo a richiamare chi si era messo in contatto con noi. Tra l'altro ricordiamo 026620 3529. Parlavamo prima del turno Serie A che sta per cominciare, il campionato che apre i battenti, lo farà sabato ore 18 Chievo Juventus, ore 20:45 con Roma Fiorentina all'Olimpico, mentre domenica alle 18 ci sono Atalanta Verona e Milan Lazio. Poi si prosegue in serata con Cesena Parma, Genoa Napoli, Palermo Sampdoria, Sassuolo Cagliari, Torino Inter e Udinese Empoli. Parlavamo anche della Coppa Italia, perché con le squadre di Serie A che sono scese in campo si è ovviamente alcune, non tutte, si è composto il quadro del quarto turno, che si giocherà però tra dicembre e gennaio. Queste saranno le partite con Sassuolo Pescara, Lazio Varese, Sampdoria Brescia, Udinese Cesena, Genoa Empoli, Atalanta Avellino, Verona Perugia e Cagliari Modena. Nella fattispecie c'è stata l'eliminazione del Palermo in casa contro il Modena di Novellino 3-0, il Cagliari ha passato il turno battendo 2-0 il Catania, Verona Cremonese 3-0 con il gol ancora di Luca Toni, quello che ha aperto le marcature. Una Atalanta impeccabile in questa estate tra amichevoli, ma anche abbiamo visto in partite ufficiali. Ha piegato il Pisa 2-0, l'Empoli invece 3-0 sull'Aquila, Cesena di misura contro la Casertana 1-0, goleada invece dell'Udinese contro la Ternana 5-1, della Samp contro il Como 4-1, del Sassuolo anche qui 4-1 contro il Cittadella. Poi soprattutto questo roboante 7-0 della Lazio a spese del Bassano, matricola in questo terzo turno di Coppa Italia in questa sua notte magica comunque dell'Olimpico, storica sotto questo aspetto. Ho sconfitto il Chievo invece a Pescara 1-0, altra squadra di Serie A che va fuori insieme al Palermo. Quindi il responso di questo turno di Coppa Italia, che è stato il terzo consecutivo, si è giocato nei 3 weekend del mese di agosto, ve l'abbiamo dato, ricordando che per quel che riguarda la Champions ribadiamo l'impegno di domani sera del Napoli, che gioca a Bilbao dopo l'1-1 maturato al San Paolo nella partita contro il Napoli. Quindi domani sera bisognerà vincere per forza da parte della squadra di Benitez, oppure puntare al pareggio segnando almeno 2 gol. Giovedì sera il Torino, che gioca contro lo Spalato in Europa League, si parte dallo 0-0 maturato in Croazia, mentre per l'Inter a San Siro sarà poco più che una passerella, dopo che i nerazzurri di Mazzarri hanno vinto 3-0, dopo che è andato in gol per la prima volta, gol all'esordio per Dodò, dopo rete di Cardi, peraltro, che ha aperto le marcature. C'è stata anche una traversa di Osvaldo, anche lui avrebbe potuto marchiare nel migliore dei modi, subito con un sigillo, la prima partita con la sua nuova maglia. Osvaldo reduce dagli ultimi mesi passati alla Juve, dove certo non ha recitato da protagonista nella squadra che ha vinto lo scudetto, e adesso ci prova con l'Inter, dopo essere tornato alla base Southampton, naturalmente percorso inverso quello che ha fatto Balotelli, che ricordiamo vedremo con la maglia del Liverpool dopo che ha lasciato il Milan, e dopo che, ricordiamo, ieri si è speso. Alcune dichiarazioni che hanno un po' rimpianto la propria decisione, qui ha rimpianto la propria decisione di tornare in Italia. Ricordiamo dal gennaio 2013 il Milan lo ha ripreso, ha di fatto scommesso su Mario Balotelli, ma in tutto questo se n'è ricavato, anche se certamente a suon di gol, soltanto una qualificazione acciuffata, l'ultimo per la Champions League. Parliamo ovviamente
dell'anno scorso con la rincorsa nel segno dei gol di Mario Balotelli, che dunque adesso torna all'estero. Il Corriere della Sera invece nelle sue pagine interne, le pagine sportive 40 e 41, parla di quello che è anche la linea verde del nostro campionato. Tocca a voi, 20 anni di talento inespresso, è l'ora della meglio gioventù, con Sacchi che dice punto su Insigne, meglio chi sceglie l'estero. Poi anche con il focus su giocatori come Verratti, come Immobile, che appunto è andato alla Borussia Dortmund, El Shaarawy e De Sciglio tra gli altri. Poi il mercato con il Milan che punta su Torres, Biabiani l'idea per la fascia, Berlusconi boccia Eto'o che andrà all'Everton, e qui che in questo caso ribadiamo come si è avvicinato a quanto pare il ritorno di Samuel Eto'o a Milano, però sponda rossonera, lui che tra l'altro ha ancora una casa in via Turati davanti alla sede del Milan, già acquistata da quando giocava nell'Inter. Dopo l'esperienza in Russia con l'Anzi, nella cessione del 2011, Eto'o è andato al Chelsea di Mourinho, ma poi adesso ha altra avventura sempre in Inghilterra per l'Everton, quindi si profila questo derby a distanza con Balotelli, derby di Liverpool, insomma. Super Mario gioca nei Reds, invece Eto'o che milita nell'Everton, loro che hanno conquistato nel 2010 il triplete con l'Inter, l'unica stagione in cui hanno giocato insieme con la maglia nerazzurra. E poi ancora si parla di Lestien per quel che riguarda il Milan, che cerca l'occasione invece per il proprio reparto offensivo. Sono Medel, vado di fretta e vado al sodo. Queste le parole del neo giocatore dell'Inter che leggiamo ancora dal Corriere della Sera, mentre Cambiasso in intervista di ieri a Sky aveva anche lamentato la mancanza, se vogliamo, di chiarezza che c'era stata da parte della società Inter al momento di fatto di dargli il ben servito. Un Cambiasso che magari si attendeva un discorso diverso da parte della società, ribadendo poi che comunque non potrà vestire, lui ancora giovane, ricordiamo 34 anni per il centrocampista argentino ex Inter, non è intenzionato a vestire altra maglia fuori di quella nerazzurra nel nostro campionato, troppo legato a un Inter di cui peraltro era anche capitano, e in questo senso ha parlato, ha speso anche parole buone per Massimo Moratti. Se fosse rimasto lui non sarebbe successo quello che invece è stata anche la modalità del suo addio all'Inter. Questo secondo Esteban Cambiasso, che appena lasciato l'Inter, un altro pezzo del triplete, l'ultimo, che ha detto addio alla società interista, ma è stato in buona compagnia pochi mesi fa con Samuel, con anche Diego Milito tra gli altri, forse il maggiore simbolo, l'ex numero 22 dell'Inter, che esordisce, ricordiamo, domenica in campionato proprio a Torino, proprio perché sono le due squadre che giovedì sera rappresenteranno l'Italia in Europa League, con anche credenziali diverse ovviamente. Per il Toro strada in salita dopo il match dell'andata in Croazia, e allo stesso tempo è un Napoli che ci prova. Chissà quante squadre potremo ritrovarci in sede di sorteggio per la Champions e poi per l'Europa League. Auguriamoci che ci sia un unplane sotto questo aspetto qui, con Toro e Napoli in grado di superare rispettivamente gli ostacoli Spalato
e Atletico Bilbao, con una settimana che ci porterà all'inizio del campionato. Abbiamo detto non dovrebbe essere a rischio invece l'inizio della Serie B, che partirà venerdì sera con la gara tra Perugia e Bologna, l'anticipo e poi successivamente il primo turno di sabato, in cui ci saranno tra le altre Livorno Carpi, ci sarà Varese Spezia, Entella Bari, Pescara Trapani, insomma altre partite. Poi il posticipo Modena Cittadella, che invece si giocherà lunedì sera. Invece, tornando alla Serie A, c'è stato, e abbiamo detto anche nel nostro riferimento alla Coppa Italia, un precampionato che non è certamente passato inosservato, quello dell'Atalanta, che ha di fatto sbaragliato 1-1 i propri avversari, sia in amichevole sia anche nell'unica partita ufficiale che ha disputato, quella contro il Pisa. Avremo modo di parlarne, lo facciamo salutando l'amico ed ex arbitro di Serie A, insomma conosciamo tutti bene, Mario Mazzoleni. Ciao Mario. Ciao Adriano, ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qua dunque, bentornato su Radio Padania. Atalanta che abbiamo detto sta facendo benissimo, e adesso c'è un calciomercato da mettere a punto, no, per quello che sono gli ultimi giorni, e con soprattutto un Giovanni Sartori dietro la scrivania che certamente può considerarsi una garanzia per diciamo il nuovo corso del mercato dell'Atalanta, no? Sì, guarda, ti dico, hai fatto una disamina perfetta. Credo che l'Atalanta abbia iniziato molto bene la stagione, questo è un dato agli occhi di tutti, ma soprattutto dal punto di vista dirigenziale, perché si è portata a casa due grandi dirigenti, un grande dirigente per il settore giovanile, un grande dirigente come Sartori per la prima squadra, abile nel mercato, quindi ha iniziato a lavorare molto bene da questo aspetto. Poi la squadra in seguito ha iniziato nel migliore dei modi. Onestamente mi fa un po' paura questo avvio di stagione così scoppiettante, perché solitamente le squadre di Colantuono tendono a uscire alla distanza, quindi non vorrei che scaramanticamente questo inizio poi alla fine non porti bene come le passate stagioni. Però effettivamente sta giocando bene, non ha incassato gol. Dicevi giustamente tu, bisogna vedere però alla fine del mercato se realmente partiranno i due pezzi pregiati oppure se rimarranno a Bergamo, come credo e come auspico. Sì, è un Atalanta che anche attorno a questo potrà tarare le proprie ambizioni. Oggi, anzi tra pochi minuti alle 15, la presentazione di due nuovi acquisti come Dramé e D'Alessandro, quest'ultimo fresco di promozione in Serie A con il Cesena, due innesti significativi comunque per le fasce laterali. E poi domenica l'esordio in casa contro il Verona, la squadra con cui l'Atalanta l'anno scorso ha perso due volte, entrambe per 2-1, quindi già una prima di un certo tipo, no, per l'Atalanta di Colantuono. Sì. Ora, tutti gli acquisti fatti quest'anno sono di mio gradimento, ovvio che è un giudizio del tutto personale, però oltre ai due che presentano oggi, anche il ritorno a casa di un giocatore esperto come Rolando Bianchi, lo stesso Zappacosta di proprietà Atalanta è un giocatore che segue, che mi piace moltissimo, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quindi credo che anche il messaggio di puntare sui giovani del vivaio sia abbastanza evidente, finalmente, peraltro dico, lo auspicavo da tempo, quindi tutto sommato D'Alessandro è un ottimo giocatore. Ci sono un gruppo di giocatori interessanti, come dicevi giustamente tu, il fatto di trattenere Cigarini e Bonaventura potrebbe essere il regalo che Percassi fa ai tifosi, mettendo a disposizione del tecnico una squadra che certamente può e deve puntare all'Europa League, non può più nascondersi. Dovessero restare entrambi, non potrebbe più nascondere le proprie ambizioni. L'anno scorso non c'è arrivata, ma non per molto, e quest'anno ovviamente con una rosa di questo tipo ovviamente deve puntare a
ai primi 7-8 posti nella classifica. Certo, un'Atalanta che non ha cambiato tantissimo quanto a intelaiatura, no? Come ossatura, però i giocatori anche davanti di spessore sono arrivati. Boacchie che ha fatto un buon precampionato. Ecco, Rolando Bianchi, uno che invece è tornato all'Atalanta, cerca quel riscatto, cerca quella credibilità da ritrovare, sicuramente l'ex giocatore del Bologna dopo la retrocessione, Mario. Sì, ma poi come sai in Serie A contano moltissimo le motivazioni e nonostante l'Atalanta abbia comprato 2 giocatori, mi riferisco a Rolando Bianchi e a Biava, che non sono certo dei ragazzotti, però tornano nella loro città. Biava non ha sempre manifestato la volontà prima o poi di giocare nell'Atalanta, Rolando Bianchi anche, peraltro con Rolando Bianchi sono legato anche da una profonda amicizia da tanti anni, quindi è una persona che oltre che sotto il profilo calcistico stimo molto anche dal punto di vista umano, e hanno le motivazioni a 1000 entrambi. Io con Rolando Bianchi ho parlato recentemente, con Biava no, però mi riferiscono motivati entrambi e credo sia importante perché possono offrire quel bagaglio di esperienza necessario. Biava dietro e Bianchi davanti, non dimentichiamoci che Bianchi ha sempre fatto tanti gol in Serie A, quindi se l'Atalanta ha in panchina un giocatore che però ti può garantire quei 7, 8, 10 gol a stagione, capisci che è tutto grasso che cola, soprattutto perché quest'anno più che mai deve puntare al raggiungimento di quel traguardo europeo che l'intera città e i tifosi meritano, credo. Sì, anche perché poi l'anno scorso insomma, è stato tutto meno che proibitivo per squadre cosiddette provinciali cercare di prenderlo questo sesto posto per l'Europa, al di là poi della bagarre anche dei tribunali, ecco, che c'è stata tra Torino e Parma, però l'Atalanta è stata a lungo in corsa per un posto in Europa, ma lo stesso Verona, insomma, può essere anche l'anno buono per l'Atalanta. Sì, ma anche io credo che l'Atalanta l'anno scorso, l'avevo detto anche pubblicamente in qualche trasmissione, non c'era arrivata perché nel momento topico del campionato aveva dimostrato di avere poca personalità la squadra, mancavano quei giocatori in grado di far compiere quel salto di qualità. Quello che dicevo prima invece era l'esatto contrario, il fatto di poter disporre di giocatori magari sulla carta non titolari come Biava, come Rolando Bianchi, però sono quei giocatori che poi all'interno di un gruppo ti garantiscono quel salto di qualità, perché effettivamente l'anno scorso non dimentichiamo che la terza punta che andava in panchina dell'Atalanta poteva essere De Luca o il giovane Bentancur. Quest'anno abbiamo Rolando Bianchi, che è uno che in Serie A ha fatto sempre tanti gol, quindi appare evidente che nel momento in cui bisognerà cambiare marcia, cosa che ha fatto il Torino e il Parma lo scorso anno e l'Atalanta no, quest'anno secondo me l'Atalanta ha tutte le carte per recitare un ruolo da protagonista nel campionato. Sì, se non sbaglio era stata una sconfitta in casa col Sassuolo a far precipitare un po' le quotazioni dell'Atalanta, che era lanciatissima, e poi perse quella partita che poi anche a livello mentale perdere in casa contro un Sassuolo che era lì a lottare per la salvezza ha fatto un po' precipitare i nerazzurri. Veniamo al discorso arbitrale, Mario, perché dicevamo anche che certamente l'aver avuto un direttore di gara italiano nella finale dei mondiali può propendere poi i giudizi verso un certo tipo, ecco, quelli buoni, ecco, credenziali buone per la nuova stagione. Sì, assolutamente d'accordo con te, al di là poi delle credenziali, ma il gruppo ne risente positivamente. Io ricordo di avere vissuto quel gruppo dopo l'arbitraggio mondiale di Collina, ed effettivamente quando Collina era tornato al raduno, cosa che ha fatto quest'anno Rizzoli, aveva portato con sé un grande entusiasmo, ovviamente condiviso poi da tutto il gruppo, e quindi mi auguro che la stagione, peraltro gestita da un mio compaesano, Domenico Messina, che con me ha diviso la stanza per 4 anni, a cui sono particolarmente
affezionato e legato, ovviamente credo che ne tragga dei vantaggi. Speriamo, auguriamocelo, perché le ultime 2 o 3 stagioni, ne abbiamo parlato spesso durante la tua trasmissione, non sono state certamente brillanti. Quindi in bocca al lupo poi anche a tuo fratello che arbitra in Serie A, lo ricordiamo, insomma poi si estende. Quest'anno per lui è un anno importante, perché comincerà ad affacciarsi alla Champions come internazionale e deve costruire, ha davanti 4 anni per costruire, lui peraltro arbitrerà ancora 4 anni. Quindi ha 4 anni davanti molto importanti per costruirsi l'eventuale partecipazione ai mondiali in Russia nel 2018. Ovvio che con lui ci sono Rocchi, Orsato, ci sono 3-4 arbitri che hanno le stesse ambizioni, però hanno 4 anni davanti per costruirsi. Credo che mio fratello abbia fondamentalmente il vantaggio di avere come designatore Messina per i prossimi 4 anni, che è della stessa città, della stessa sezione, a cui è molto affezionato, quindi questa è una carta che si deve giocare, però effettivamente sarà uno degli arbitri che già dal prossimo anno rivestirà un ruolo di assoluto protagonista. Infatti io auguriamo, come ricordavi tu, anche questo orizzonte mondiale tra 4 anni, il mondiale in Russia nel 2018. Vedremo naturalmente. Intanto Mario, grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento. Grazie a voi. Ci risentiamo poi durante il campionato, speriamo, per commentare le vittorie dell'Atalanta e non i disastri degli arbitri. Sì, senz'altro Mario, grazie ancora e buon proseguimento. A voi. Grazie Mario Mazzoleni, ex arbitro di Serie A e fratello invece dell'attuale direttore di gara. Con questo siamo in conclusione e ricordando ovviamente il countdown per l'inizio del campionato. Sabato ore 18 si comincia tra Chievo e Juventus, prima giornata divisa ovviamente tra sabato con i 2 anticipi, c'è anche Roma-Fiorentina, poi domenica sera con le altre partite. Domani sera invece il Napoli cerca l'approdo alla fase gironi della Champions League. Giovedì in campo Inter e Torino per l'Europa League, gara di ritorno sempre dei turni preliminari. Con la puntata numero 408 di Calcio Parlando invece ci ritroviamo settimana prossima con il commento al primo turno di campionato. Ci sarà poi la pausa per le nazionali, avremo da commentare ovviamente il calciomercato con la conclusione ufficiale delle trattative tra 6 giorni, lunedì prossimo alle ore 23. Intanto grazie per essere stati con noi, ci fermiamo, rimanete naturalmente sulle frequenze di Radio Padania e naturalmente un caro saluto da Adriano Ancona. Avete ascoltato Calcio Parlando. E ti lasci andare danzando con piccoli